Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, oggi la sinistra ha due grandi problemi, diciamo, a essere ottimisti, almeno due grandi problemi che si sono manifestati plasticamente nei lavori parlamentari di oggi. Cos'è successo oggi? Oggi infatti è stato approvato ufficialmente ed è diventato legge con l'ultimo passaggio in Senato il decreto sicurezza, che per la sinistra è lo scandalo odierno ed è la motivazione odierna per lanciare l'eterno grido sull'eterno ritorno del fascismo, ovviamente è tema cogente di attualità proprio. Ma vediamo nel merito, cioè cosa prevede questo decreto sicurezza che è uno scandalo per il fronte delle anime belle? Mettiamo in fila solo alcuni degli snodi principali. Anzitutto gli sgomberi lampo per coloro che occupano abusivamente la casa altrui, cioè che violano l'inalienabile diritto alla proprietà privata di ciascun italiano. Poi ci sono le pene che fino a 2 anni per blocco stradale, quando cioè pseudo manifestanti, non sono pseudo manifestanti, sono persone che commettono reati e rendono difficile la vita e il lavoro altrui, bloccano per ore le strade, impedendo appunto l'esercizio del diritto al lavoro, a volte del diritto alla cura. Ci sono casi di ambulanze sequestrate dagli sciroccati di ultima generazione, per esempio. E insomma, quello è un reato che va punito anche severamente, perché si ripercuote pesantemente sulla vita altrui. Poi è prevista la tutela finalmente economica da subito per le spese legali per le forze dell'ordine, per poliziotti carabinieri, che prima era se andava bene, era un rimborso ex post. No, qui le spese legali a chi difende i cittadini ed è deputato dallo Stato a quel compito, le paga lo Stato, mi pare lapalissiano. Ci sono poi, sempre in tema di forze dell'ordine, c'è un inasprimento delle pene per chi aggredisce o ferisce degli agenti. Io mi domando chi possa essere contrario, cioè non c'è bisogno di aver letto Pierpaolo Pasolini, no, per condividere questa cosa. C'è poi il DASPO rispetto al continuare a frequentare stazioni per chi si rende protagonista di scippi, borseggi, furti e rapine nei pressi delle stazioni. C'è il carcere fino a 6 anni per chi commette quel reato odiosissimo umanamente, prima di tutto, che sono le truffe agli anziani. Cosa ci sia in questo pacchetto di scandaloso o veterofascista lo sa solo lo scombicherato campo largo nostrano, che ormai si è completamente alienato dalla vita reale, dalle urgenze e dalle necessità spesso degli strati popolari, dei ceti più deboli e svantaggiati, di chi vive in periferia, che sicuramente è difficile, no, sostenere non avranno delle ripercussioni positive da questo pacchetto di provvedimenti. No, per loro invece questo è uno scandalo, perché nella loro ZTL evidentemente sono cose volgari, gli sgomberi lampo e il carcere per chi truffa gli anziani. Questo per quanto riguarda il merito. Poi c'è un gigantesco e direi ridicolo ormai nelle sue manifestazioni problema di metodo, perché oggi per protestare contro il decreto sicurezza i senatori di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra hanno messo in scena quello che ormai è il consueto format dell'opposizione nostrana: a essere generosi l'assemblea, l'occupazione del liceo, se non lo scimmiottamento di gruppi più o meno sciroccati come quello di cui sopra di ultima generazione. Cosa hanno fatto infatti come atto fortemente politico per chiarire la loro critica tutta politica al decreto sicurezza? Hanno inscenato un sit-in al centro dell'aula di Palazzo Madama.
sedendosi, dando le spalle ai banchi del governo. In quel momento si sentivano probabilmente appunto tutti dei capoclasse dell'occupazione al liceo, magari quello che non sono riusciti ad essere in adolescenza, sono riusciti ad esserlo nell'aula del Senato, e questo è stato il grande momento di politica progressista, il sit-in, tutti allegramente seduti, una scampagnata liceale al centro dell'aula del Senato. E capite che un'opposizione che nel merito si oppone a un decreto che tutela meglio la sicurezza anzitutto dei cittadini più svantaggiati, e che nel metodo inscena sit-in a Palazzo Madama, è la migliore assicurazione sulla vita del governo. Grazie a tutti, a domattina.